Da una parte il caro vita e l'inflazione, dall'altra gli affitti degli spazi commerciali, spesso esorbitanti e inaccessibili per molti imprenditori o aspiranti tali. Udine si trova ad affrontare una sfida cruciale per il futuro di una città che si è sempre definita a vocazione emporiale. Per contrastare la desertificazione delle vetrine e rivitalizzare il centro cittadino, a Palazzo Morpurgo si è tenuto il primo incontro tra i rappresentanti di Palazzo d'Aronco, Camera di Commercio, Confcommercio e Università degli Studi di Udine per analizzare le dinamiche e prendere delle decisioni sia strategiche che condivise. Dobbiamo vendere, passatemi il termine, la città di Udine come un'opportunità, un'esperienza diversa da un luogo non fisico come l'online, che si prende ancora oggi il 40% degli acquisti dei nostri concittadini. L'esempio da seguire è quello indicato dai capoluoghi dell'Emilia, del Trentino e del vicino Veneto. Basta andare nel nord-est d'Italia, dove tutte le città hanno assunto questo tipo di scelte. L'obiettivo è trovare soluzioni a un mondo che sta cambiando, a tutti noi che abbiamo rivisto nella scala dei valori, nella scala delle priorità, con recente pandemia mondiale che abbiamo vissuto, anche condizionando i nostri orientamenti, i nostri approcci. Diverse le idee emerse, concentrate in particolar modo sullo sviluppo tecnologico da sostenere con il prossimo bundle del distretto del commercio. Ad esempio vetrine domotiche con illuminazione controllata al passaggio, sistemi di commercio digital anche con i negozi chiusi e sistemi gestionali per migliorare la parte amministrativa delle attività. Ma il comune cercherà anche altre soluzioni. A maggio si ipotizza infatti un altro tavolo che metta questa volta di fronte sia gli imprenditori che i proprietari degli immobili commerciali.